Era scomparso dalla nottata di domenica quando, dopo una notte brava passata con due amici, era scivolato nel fiume Sile ingrossato dalle recenti piogge. Le ricerche di Marco Vidali, 22 anni, di Casale sul Sile, si sono concluse stamani, quando intorno alle 11:30 i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Vicenza hanno rinvenuto il cadavere del giovane nel Sile incagliato sul fondo, poco lontano dal punto lungo la restera tra il ponte dell'ospedale e la diga di Silea, dove il ragazzo era stato visto per l'ultima volta. Si sono concluse le operazioni di ricerca che avevamo già iniziato dalla nottata di domenica con le unità dei sommozzatori della regione, dei Vigili del Fuoco, che hanno potuto trovare la salma, il corpo della persona sotto la parte sottostante 2 metri d'acqua a valle del ponte di collegamento con l'ospedale, a circa 25 metri verso valle. Vidali, domenica sera, insieme a due amici, entrambi ventenni, si era addormentato lungo la riva, probabilmente dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Risvegliatisi alcune ore dopo e non vedendolo più, gli altri due giovani hanno dato l'allarme. Si è subito temuto che il 22enne potesse essere scivolato in acqua annegando, un sospetto che purtroppo oggi ha trovato definitiva conferma. La procura con ogni probabilità disporrà l'autopsia sul corpo del 22enne per stabilirne le cause della morte. Importanti risvolti potrebbero arrivare anche dal test tossicologico. I due amici di Marco Vidali sono già stati sentiti dai carabinieri, ma con ogni probabilità saranno nuovamente interrogati per definire cosa sia avvenuto domenica sera. I giovani avrebbero ammesso l'uso di sostanze stupefacenti. Gli investigatori avranno il compito di stabilire eventuali responsabilità dei due amici di Marco Vidali in questa vicenda. 2 giorni fa Marco Vidali, a seguito di una notte passata con alcuni amici, ha fatto perdere le proprie tracce e si ipotizzava quindi che potesse essere caduto nel Sile. Purtroppo le nostre ipotesi poi sono diventate realtà, perché circa un'ora fa il corpo del ragazzo è stato ritrovato a una ventina di metri da dove si immaginava potesse essere caduto, nel ponte che collega all'ospedale. Gli amici e tutte le persone che hanno passato le ultime ore di vita con lui sono già state sentite. Ora attendiamo quelli che saranno gli accertamenti anche sul cadavere e continueremo a ricostruire quelli che sono stati appunto gli ultimi momenti passati in vita da Marco.